Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Tanti auguri di buon anno a tutti quanti, un buon 2025 a tutti quanti. E niente, spero che ieri sera non abbiate fatto troppi pazzi, eccetera, eccetera. Bene. Allora, rieccoci qui su The Devil in Me. Allora, eravamo rimasti che eravamo scivolati da un tetto e ci siamo ritrovati in un labirinto qui nella casa praticamente dove ci siamo stati ingaggiati. Allora, vediamo. Questo si può... No. Dobbiamo uscire con questa qui che non mi ricordo come si chiama. Di qua. No, non voglio andare di qua, voglio andare di là. Ah, tutto chiuso? Tutto chiuso, non ci sono monete. Beh, giù, molto bene. Insomma, molto bene, ripeto, due o tre sono morti, mica proprio così tanto bene. Qui ci sono... No, niente, qui non c'è niente di niente. Allora andiamo in esplorazione della zona e vediamo. Qui si guarda. C'è una bella statua. Ma vai a cagare. C'è una bella statua di due che si baciano. Devo dire la verità, ho preso un piccolo colpo anch'io. Dove bisogna andare? Per di qui? Qui c'è qualcosa? No, sembrerebbe di no. Andiamo per di qui. Là c'è una cosa che lampeggia. Ho visto una cosa lampeggiare, ma dov'era? Ah, eccolo qui. Esamina. Wow, ho sempre adorato i labirinti fatiscenti. Sì, ma noi dove siamo? E quello è il punto, non riesco a capirlo. Vabbè, con calma usciremo anche da questo labirinto. Merda, un piccolo cieco, ovvio. E adesso? Non puoi arrampicarti lì? No. Qui era dove eravamo prima. Sicuramente c'è il sistema qui e dove abbiamo visto prima. Qui si torna indietro. Qui non ci siamo mai stati. Sul serio, preferirei non essere qui. Qualche premonizione? No. Proviamo ad andare dentro qui e vediamo. Una vecchia scacchiera lì. E abbiamo per forza per di qua. Una coperta. Un cavallo ad ondolo. Poi. Un bel cavallo ad ondolo. Senza orecchie. Devo dire la verità, un labirinto un po' strano, quello sì. Mamma mia, che inquietudine.
inquietudine. Ah, quello è lo stato che vedevamo prima, bene, allora, però qua c'era qualcosa che lampeggiava, mi sembra. Mm? Ah, eccolo qua. Vabbè. Allora, prima andiamo per di qui, vediamo se c'è qualcosa. No. Ci sono dei cavi qui, però mi sa che dobbiamo seguire qui là. E vanno dentro per di qui e su per di qua, immagino. Una fabbrica tessile, sì, può essere. Chiuso, chiuso. Esamina. Da lì va. Scommettiamo che va dentro lì. Qui è chiuso, esatto. Alimenta la centralina. Forse possiamo metterla in moto. No, qui c'è qualcosa. C'è qualcosa. Scappa dall'elemento e alimenta la centralina. Proviamo ad andare giù per di qui. Dov'è sta centralina? Io dove eravamo prima? Qui non è dove eravamo prima, no? Non mi trovo, devo dire la verità, non mi trovo. Lì ci sono i cavi. Ah, eccola qui. Esamina. Ah, eccolo. Proviamo a tirare, vediamo cosa succede. Ah, bene. Ora ritorniamo se non ci sono altri problemi. Che noi siamo andati per di là. Esatto. Proviamo questo? Vediamo cosa succede. No. Ah, bene. Indaga sul passaggio segreto, però si era accesa anche qualcos'altro. Questa qui è ancora chiusa. Proviamo ad andare giù e vediamo. Vediamo.
Mm, interessante. Una specie di bar sotterraneo? Una bisca magari? Io non ho capito perché non... Buongiorno, Chicago. Ecco le ultime notizie di oggi. La polizia ha confermato che il corpo estratto dall'incendio di un magazzino abbandonato di Fulton River District apparteneva all'agente dell'FBI scomparso Hector Mundy. Mundy è stato identificato come il killer in borghese, i cui recenti ed efferati crimini hanno seminato il terrore in tutta Chicago e dintorni. Un portavoce della polizia ha confermato che Monday ha ucciso 4 vittime. L'ultima, ieri sera, è stata l'agente Patrick Stanley, uno stimato veterano in servizio da 22 anni. Però, L'incendio è stato domato poco prima delle 5 di questa mattina. Il corpo rinvenuto sulla scena, reso irriconoscibile dalle ustioni, è stato identificato grazie a un calco dentale. però, allora vediamo. Sembra che non ci sia niente qua. Dobbiamo fare il giro. Mm? Una moneta? L'ennesima moneta che non sappiamo, cioè, un teschio, sembra un teschio, che non ne abbiamo la minima idea di cosa servi, va bene, importa. Penso sia sotto per di qua, sì. Beh, potevi anche inginocchiarti, era sufficiente, dovevi proprio stenderti del tutto. Riserva di vino, deve essere anche buono. Andiamo su. Mm. Guardiamo, giriamo bene, guardiamo dappertutto. È l'unica, non è che abbiamo tante... Mm, un sgabuzzino, qualche giardiniere. Esamina. Che cos'è? Mi sfugge il nome adesso, come si chiama quella roba lì? Kurt o pubblicista. Questo, ma no, chi se ne frega, basta, l'ho già visto. Questa ovviamente è chiusa. Niente, andiamo fuori, non c'è più altro qua da guardare. E adesso? Cagare. Me la noto. Madonna qua. Barrica. Proviamo a barricare. Bello. Beh, prima che lo butti giù. Arrampicati. Proviamo quello.
E adesso? Lasciami stare, che ti avverto! O io... Eh, che sia morta anche questa, dovremmo essere a quota 4 allora. Adesso è caricamenti eterni. Mm. La nostra amica non si sa che fine ha fatto. Allora, apri. Scommettiamo che è chiusa? Cazzo. Ti pareva. Ma che se gli dai una scarpata si butta giù e marcia. Abbiamo una luce? Sì, dai. Sì, una luce rossa abbiamo. Si può andare giù qua? Sì. Vediamo se... Ah, vedi. Una mano chiusa. Cristo. Umana. Però abbiamo anche le chiavi di cosa? Changing room. Vabbè, penso sia quella lì che abbiamo appena provato a aprire. Presumo. Però prima andiamo a vedere un po' in giro. Andiamo qua in fondo, vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è niente. No, che mi sorprende la cosa, però va bene. Cos'è? Non si legge. Qua si è... No, neanche... No, mi sa che quella è là per forza, non ce ne sono altre. Trova una via d'uscita. Cosa è successo? Oddio. Che è successo qui? Un bel macello. Qualcuno ha perso la testa lì. Anzi, ha perso proprio Che cos'è? il cervello ha perso, non la testa. Ma io... Ah, devo una parte qui. Qui cosa c'è? Ah, una moneta. No, un anello abbiamo. E c'è anche scritto qualcosa dentro, ma... Una fede nuziale, ma... Ma perché non l'hai preso, scusa? Potevi rivenderla? Potevi rivenderla, no? Ma che diavolo? Qui è chiuso. Si può andare sotto? Sì che si può. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere allora. Esatto. Ah, è per la moneta. Messa anche piuttosto maluccio, direi.
Uno di questi giorni farà un infarto. Comunque va bene. Dai. Lì bisogna andare. C'è qua. Qui non succede niente. No, per forza per di qua bisogna andare. Oh, merda. Era un bel salto nel vuoto. Oh, merda. 3:30 di notte, 27 ottobre. C'è una luce rossa che non vediamo niente. Devo fare le scale? No, io vado via dritto. Qui c'è il molo. Qui è chiuso. Vediamo se c'è qualcosa che luccica che non ho visto. Ah, guarda dove c'era una moneta. Anche qui un teschio. Scrivetemi sotto nei commenti se sapete che monete sono, eh. E io non ne ho la minima idea. Ammesso che siano esistite anche, Esatto. Bah, proviamo. Cosa succede? Forza, forza. Non è che devi tirarla lì, va là magari. Ah, ci deve far andare là per forza praticamente. Devo andare là, dobbiamo andare su per le scale. Eh, salta. Ah, una piccola rincorsa era risolto il problema. Un saltino, un altro saltino. Super di qui immagino. Cacchio. Qualcuno ha tagliato la corda proprio. E adesso? Dove cazzo vado io? E adesso c'è un'entrata da qualche parte. Dove cazzo vado io?
Cioè, devo raggiungerlo in qualche maniera. No, sto guardando. E noi dobbiamo arrivare là. Se non ho capito male. No. Continua a guardare. Ma cosa guarda che non c'è niente? Mm. Sì, ma se qua non posso fare niente. Non so. Ma scusa un attimo. Raggiungi il faro. Si può andare per di qui? Sì. C'è un'altra strada, ma non credo. Beh, non è che ci siano tante strade, ma il faro. Ma dov'è il faro? È quello? No. È giusto su Bardia? Magari ho la risposta davanti agli occhi, neanche l'ho vista, eh. Super di qui. Qua si va giù, si muore. Si può andare giù per di qui? No, questa strada qui non l'abbiamo mai fatta. Infatti.
Va, dai, vai. Non fai un saltino? Ma è inutile che mi guardi là, non so come arrivarci. Si arriva da un'altra parte. Da qua? No. Da qua no. Ma non puoi fare un salto. Devo arrampicarmi lì, vabbè, fin qua ci sono arrivato. E il problema è che non ho capito come fare. Qua non si può. Qua non si va giù. Qua non si va su. Qua sì. Niente, non capisco. Proviamo a ritornare indietro un attimo.
faccio la cucciare qui e basta. Aspetta, lì ho visto una cosa. Cos'è un... Che bestia? Ah, un coniglio morto. Niente, non capisco dove devo andare. Andrò a vedere probabilmente perché... Non c'è altro da guardare. Per di qua e per di qua va bene. Fin qua ci sono arrivato. Problema che non so come andare oltre. O che ho dimenticato qualcosa. No, aspetta, no, è quello... Bastava cercare un attimo. È strano. Vediamo se qua dietro c'è qualcosa. Ah, una moneta. Sempre col nostro teschio. No. Torniamo fuori e andiamo. Non credo che ci sia qua. Non si poteva almeno. No, si può andare sotto. Ma dov'è che si va qua? Ah, ritorniamo al punto di partenza praticamente. Ma io devo andare là però. Eccolo là.
E adesso? Ampar di qua. Ah. Se abbiamo fatto il giro del globo, va bene, non importa. Andiamo. Ah. Oh, Cristo, perché ho guardato giù? Ehi, Ben. Ok, sta buono. Buono, calma. Ok. Oh, un tor- Ok. No, niente mali cani, mai. Oh, oh, oh. Vedi, Sì, così. Conny. Conny, come sei arrivato fin qui? Bello. Ah, preso anche il trofeo. Posso accarezzare il cane? Campi intelligente e passa sotto. La fai semplice. Noi dobbiamo arrivare là. Va bene, signori, allora abbiamo fatto il giro perché qua c'è. No, no, un altro posto questo. Allora, io mi fermo qui. Forse laggiù. E vabbè, ci arriveremo nel prossimo episodio. Allora, signori, io vi ringrazio sempre per la visualizzazione. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare e condividere in modo da far crescere me, Sally e il canale. Al prossimo episodio, grazie ancora per la visualizzazione da Joker Gaming.